noi non gettiamo la spugna. Io sono andato al funerale di Egidio Maschio, qui abbiamo fatto un minuto di raccoglimento, qui abbiamo ricordato i 150 imprenditori, qui dobbiamo difendere le istanze di chi lavora e di chi non ha lavoro, qui dobbiamo chiedere al sistema di credito di essere presente. Da questo Consiglio regionale io vorrei che partisse un'istanza per fare in modo che le banche del Veneto restino in Veneto. E poi ovviamente tutte queste idee vanno a articolarsi in un programma che abbiamo presentato, che è un programma scritto con l'idea di essere a fianco dei cittadini. Io penso che maggioranza e opposizione lo saranno comunque a fianco dei cittadini, con le diverse sfaccettature, con le diverse anche idee che ci contraddistinguono, però con un presupposto: essere a fianco dei cittadini. Io sono convinto che la partita da lavoro sarà quanto mai necessaria. 764 milioni di euro di Fondo Sociale Europeo significano per noi il nuovo piano straordinario del lavoro. 20.000 ragazzi da formare, la necessità comunque di mettere in rete queste risorse. Noi non possiamo perdere il treno in questi 5 anni, perché a noi è dedicata questa partita. 600.000 imprese, 600.000 partite IVA non possono rassegnarsi a pensare di chiudere gli stabilimenti e andare all'estero, o peggio ancora, quando le cose vanno male, vedere imprenditori che si tolgono la vita. A queste risorse noi dedicheremo oltretutto il Fondo per lo Sviluppo, che sono altri 600 milioni di euro, che assieme ai 764 valgono 1.364 milioni di euro, risorse fresche da immettere nel mondo del lavoro, nel mondo della produzione. Che anche lì noi pensiamo che in un contesto come quello veneto, un polo come quello di Marghera, non sia da dedicare ai campi da golf, al diletto e al divertimento, ma sia l'elemento per rilanciare la manifattura dal Veneto. Coscienti del fatto che il processo di rinazionalizzazione della manifattura è un processo reale nelle comunità europee. La Germania sta rinazionalizzando i suoi processi delocalizzati. Ovvio che noi abbiamo ancora il problema della competitività. Se voi parlate con le nostre imprese, con i nostri cittadini, ti dicono il total rate tax, la tassazione totale del 68,5%. Come facciamo a restare sul mercato? E qui ne viene fuori, in questi giorni avete visto, avete letto dell'istanza autonomista, di quello che è accaduto presso la Consulta, la Corte Costituzionale e le sentenze che ne sono state emanate. Beh, noi confermiamo l'impegno con i nostri referendum, confermiamo la difesa democratica, civile e pacifica di due diritti che sono due leggi referendarie per i veneti, che sono quelle dell'indipendenza e dell'autonomia. Crediamo che il varco che si è aperto rispetto alla Corte Costituzionale, rispetto alla possibilità di audire i veneti circa l'autonomia del Veneto, sia una grande opportunità per andare a contarsi, ma sia anche una grande opportunità per dire a Roma: noi non ce la facciamo più.